Il ministro Fornero si sta comportando come il solito coccodrillo, che prima si mangia i figli e poi ci piange sopra. Lo sapeva benissimo, gliel'abbiamo detto in tutte le salse, che non solo stava facendo un errore, ma stava commettendo un crimine politico, togliendo ai più deboli e lasciando ai più disonesti. Invece di prendere i soldi agli esodati, li doveva prendere agli scudati fiscali. Adesso l'ha capito pure lei, ma questo vuol dire semplicemente che abbiamo a che fare con una persona che ha confessato. Diamogli l'attenuante generico, ma mandiamola a casa. I dati sulla disoccupazione dimostrano ancora una volta il fallimento delle politiche del governo Monti e la necessità di passare da un governo tecnico che si occupa soltanto di far quadrare i conti, facendo pagare i conti ai più deboli e a quelli senza lavoro, a un governo politico che metta al primo posto un ricambio totale del sistema delle spese in Italia. Invece di andare a comprare aerei o andare a fare guerra in Afghanistan, si investe questi soldi nell'occupazione giovanile, invece di dare finanziamenti ai partiti e riduzione delle tasse a quelle imprese e a quelle persone che finanziano i partiti, si finanziano gli imprenditori che vogliono assumere occupazione giovanile.